iniziato il funerale del piccolo Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni morto al Cavallino. Sarà celebrato mercoledì alle 10 nella chiesa di Roncade, per quel giorno proclamato il lutto cittadino. Sono 5 i destinatari della querela formalizzata dai familiari di Alex Marangon, il 25enne di Marcon morto all'abbazia di Vidor. Sono gli organizzatori del rito sciamanico ipotizzato il reato di cessione di stupefacenti. In un video gli acquisti che si è affrettata a fare una donna che pochi minuti prima col figlioletto aveva rubato un borsello da un ombrellone in piazza Aurora a Jesolo, vittima un 50enne della Castellana. Sbanda e finisce contro un palo lungo la Pontebana all'altezza di Villorba, l'auto prende fuoco, paura in mattinata per un 42enne di Silea rimasto lievemente ferito. Elezioni regionali, nel centrodestra resta il rebus del nome del candidato presidente, quel segretario della Lega Trevigiana Coin che in diretta avverte l'elettorato potrebbe indispettirsi. Morto dopo una lunga malattia, il 59enne sfrattato insieme ai suoi 4 cani e una gatta e che pur di non separarsene viveva in auto. Sui social in molti si offrono di accudirli. La scomparsa di Pippo Baudo all'età di 89 anni lascia un vuoto anche nei cittadini della Marca che lo avevano incontrato e conosciuto. Buonasera, bentrovati. Eccoci dunque in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questa domenica. È stato dunque fissato il funerale del piccolo Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni annegato lunedì scorso a Cavallino Treporti. Sarà celebrato mercoledì mattina alle 10 nella chiesa di Roncade e da domani fino a mercoledì sarà possibile rendergli un ultimo saluto nella casa funeraria. Mercoledì sarà lutto cittadino, bandiere a mezz'asta, sarà rispettato un minuto di silenzio in tutta Roncade nel momento in cui avrà inizio la cerimonia funebre. Ha lasciato questa terra ed è volato in cielo, forse a bordo di quell'aereo che ha disegnato proprio lui e che lo accompagnerà su in alto, da dove veglierà sui suoi cari. L'epigrafe per salutare Carlo Panizzo, spirato a Jesolo il 12 agosto scorso in quella che doveva essere una giornata di festa e mare per celebrare il suo compleanno, è colorata e gioiosa come era lui e ricorda a tutti che nonostante il poco tempo su questa terra, Carlo ha insegnato il vero significato della parola amore, ha mostrato cos'è veramente la gioia di vivere e ci ha fatto capire che con un sorriso, un abbraccio forte e tanti bacini i problemi svaniscono e la vita diventa subito più bella e piena. Carlo sarà salutato da tutti quelli che lo hanno amato tantissimo, che lo amano oggi, che non c'è più, e che lo ameranno alla follia per sempre, mercoledì 20 agosto, partendo dalla casa funeraria di via Camorelli alle 9:50 e dalle 10 in chiesa Roncade. Fino a mercoledì sarà possibile anche portargli l'ultimo omaggio. Dopo la celebrazione il corteo proseguirà per il cimitero di Roncade, mentre il giorno prima, martedì, dalle 19:30, verrà recitato il Santo Rosario, sempre nella chiesa principale. E mentre la famiglia ringrazia quanti sono stati loro vicino e hanno testimoniato affetto e vicinanza, promette anche di tenere acceso quell'amore inesauribile che dovrà sostenerli in tutti i giorni a venire. Anche nei giorni della disperazione, piccolo angelo, il tuo amore riempie ancora i nostri cuori. Manterremo la promessa di vivere con gioia, sapendo di averti sempre al nostro fianco e sicuri che un giorno ci ritroveremo, pronti a fare ancora tante coccole insieme. Sono 5 i destinatari della querela formalizzata dai familiari di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, morto all'abbazia di Vidor. Si tratta degli organizzatori del rito sciamanico, ipotizzato il reato di cessione di stupefacenti. La denuncia annunciata alla fine di luglio dai familiari di Alex Marangon è stata formalizzata. I genitori e la sorella del 25enne di Marcon, morto nel giugno di un anno fa all'abbazia di Vidor, attraverso il loro legale, l'avvocato Stefano Tigani, hanno denunciato gli organizzatori del rito sciamanico al termine del quale il ragazzo è scomparso, salvo poi venire rinvenuto, ormai privo di vita, su un isolotto del Piave. 5 le persone querelate: Andrea Zuin, organizzatore del rituale finito sotto l'occhio degli inquirenti, e la compagna Tatiana Marchetto, i 2 curanderos colombiani Johnny Benavides e Sebastian Castillo e infine Alexandra Diana da Sacco, moglie del conte Giulio da Sacco, proprietario dell'abbazia, loro i destinatari dell'azione legale. Con la quale la parte privata, quindi insomma i eredi, i genitori, la sorella di Alex, chiedono loro stessi la punizione di eventuali responsabili
per la morte dell'amato Alex. Così si era espresso 3 settimane fa l'avvocato Tigani, raggiunto da noi telefonicamente. Cessione di stupefacenti, l'ipotesi di reato, essendo l'ayahuasca vietata in Italia e avendone l'autopsia rilevata nel corpo di Alex una quantità tale da presupporre che sia stata assunta per certo quella sera a Vidor. Di certo le responsabilità ci sono, non è un fatto certo accidentale. Ma nella denuncia presentata ai carabinieri si va anche oltre, specificando che se la procura dovesse ravvisarne gli estremi, preso atto della cessione di questa sostanza, si potrebbe configurare anche la morte come conseguenza di altro reato o l'omicidio colposo. Di fatto, tuttavia, i Marangon restano convinti che il ragazzo sia stato ucciso, che i colpi sul suo corpo, almeno 2, non se li sia procurati cadendo nel Piave, ma siano stati inferti. Da qui, in conclusione della querela, la richiesta alla magistratura trevigiana di procedere per omicidio volontario a carico di ignoti e di disporre una nuova autopsia. Chiediamo che a questo Ora punto, apriamo la pagina dedicata ai furti. In un video gli acquisti che si è affrettata a fare una donna che pochi minuti prima col figlioletto aveva rubato un borsello da un ombrellone in piazza Aurora a Jesolo con le carte di credito sottratte, ha cercato di comprare più cose possibili prima che il proprietario, un trevigiano, le bloccasse. Fingendosi una normale turista in spiaggia con il figlio, ha sottratto il borsello a un trevigiano, un 50enne della Castellana, che in quel momento si era allontanato dall'ombrellone. Eccola nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio di piazza Brescia mentre utilizza le carte di credito per fare degli acquisti. È accaduto nei giorni scorsi a Jesolo, all'altezza di piazza Aurora, ma il fenomeno è ben più vasto in queste settimane in cui la più frequentata località del litorale veneto è al culmine della stagione turistica. Furti non solo nelle spiagge ma anche nei campeggi, con i ladri che anche lì si fingono turisti. La polizia locale sarebbe già sulle tracce della donna responsabile del furto in piazza Aurora, una rom che nel giro di pochi minuti con 2 differenti carte di credito è riuscita a fare 2 acquisti tentando un numero ben più alto di transazioni, circa 6-7, tutte da meno di 25 euro per evitare di dover digitare il PIN. Il tutto mentre il proprietario del borsello, accortosi di essere stato derubato, bloccava le carte. Sottratti 40 euro da un conto, 120 dall'altro, spariti i documenti. Il portafoglio è stato infatti ritrovato vuoto all'altezza di via Gorizia. Con il borsello andate perse anche le chiavi della macchina che rischiano ora di essere il danno principale. E ladri nella notte in un'abitazione di un'anziana a Stabiuzzo di Cimadolmo, casa devastata anche se magro il bottino. La pensionata infatti era in ferie con le figlie, a dare l'allarme è stato un vicino di casa. L'accaduto è avvenuto il 14 notte, si presume, però praticamente ci siamo accorti di tutto il giovedì, sì, il 15 mattina, ecco. Le porte erano state scardinate, dentro c'era il disastro logicamente, avevano svuotato cassetti di sopra e giù un po' dappertutto, ecco. Mentre Bernardina, per tutti Mina Carnelos, era al mare con le figlie a godersi qualche giorno di ferie, i ladri le svaligiavano casa. Prima spaccando il portone esterno con una pala, poi quello interno, infine creandosi anche una via di fuga da un balcone, qualora fosse arrivato qualcuno. Le figlie sono dispiaciute dell'accaduto, logicamente, anche perché è la seconda volta, era già accaduto un paio di anni fa. Si spera magari che, siccome la zona è soggetta a telecamere, ecco, sia stato registrato qualcosa. Adesso i carabinieri non so se hanno già fatto il sopralluogo oppure lo faranno. Comunque so che hanno chiesto se c'erano telecamere nei dintorni, se qualche casa aveva predisposto queste telecamere. Ad intervenire sul luogo i carabinieri di Conegliano, ai quali è affidato anche il compito di stabilire quanto i malviventi abbiano rubato dalla casa della signora 84enne, anche se da una prima ricostruzione dovrebbero aver fatto molto rumore per nulla, in quanto Mina teneva in casa solo cose di valore affettivo. Il falegname ora ha aggiustato la porta, resta però addosso quell'idea di sentirsi violati nell'intimità e osservati speciali. Però dovevano essere persone che malo bene sapevano come viveva la signora, perché lo spazio di là, che era un laboratorio ai suoi tempi, non è stato toccato. Proprio la porta è ancora chiusa e quindi vuol dire che loro l'avevano tenuta sotto controllo magari per giorni e poi hanno fatto il colpo.
Una sventura, quella di subire un furto in casa, è capitata anche allo stesso signor Giuliano, che abita qualche casa più avanti, che lo ha tormentato per anni. Al momento prendi paura, però ti rimane, a me almeno è rimasta la paura e una specie di shock. Ogni volta che io arrivavo a casa in macchina avevo paura a scendere dalla macchina. E poi avevo degli incubi dove io praticamente sognavo che c'erano i ladri che tentavano di entrare, che io me ne accorgevo, quindi li aspettavo, ma quando dovevo assalirli erano loro che assalivano me e quindi mi svegliavo urlando. E poi la cronaca dalle strade, uno sguardo regionale perché il Veneto è stato funestato il giorno di Ferragosto dal tragico incidente stradale tra un'auto e 2 moto ad Arzignano nel Vicentino. Ecco il bilancio di quell'incidente, di quel sinistro si è purtroppo aggravato con una seconda vittima. Ieri sera all'ospedale di Vicenza è morto anche il 17enne Giulio Pizzolato che guidava la motocicletta centrata in pieno dalla vettura. La sera stessa dell'incidente sulla provinciale della Valchiampo era morto invece l'amico 16enne Mattia Cardascia che si trovava in sella come passeggero, di cui vi abbiamo dato conto nei telegiornali di ieri. Nello schianto era rimasto ferito anche un terzo giovane del gruppo, anch'egli 16enne, tuttora in ospedale. L'automobilista 50enne coinvolto nel sinistro è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, le 2 moto si sarebbero scontrate con l'auto perché quest'ultima avrebbe invaso la corsia opposta. Tra l'altro stamattina ha perso la vita un altro motociclista, un 57enne, Paolo Colussa, caduto autonomamente a Cona, siamo in provincia di Venezia, nella serata di ieri verso le 20:30 a poche centinaia di metri da casa, quindi 3 vittime davvero in Veneto in poche ore sulle 2 ruote. E poco dopo le 9 di questa mattina invece i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Villorba a seguito della fuoriuscita autonoma di un'autovettura che nella dinamica ha impattato contro un palo incendiandosi. Siamo dunque sulla Pontebana. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio evitando la sua propagazione alla vegetazione vicina e al palo stesso, messo poi in sicurezza perché pericolante. Lievemente ferito il conducente del mezzo, un 42enne di Silea. Il sindaco Francesco Soligo si è subito attivato mettendosi in contatto con i carabinieri di Villorba. A loro, al SUEM 118 e ai vigili del fuoco, il grazie del primo cittadino per la rapidità e la professionalità dimostrate nell'intervento. Grazie alla prontezza dei soccorsi, dice Soligo, si è evitato il peggio. Vigili del fuoco intervenuti per un incidente stradale anche alle 2 di questa notte. Siamo a Carainati, San Zenone degli Ezzelini, fuoriuscita autonoma. In questo caso vedete un'auto ribaltata, ferita, una ragazza che è però uscita autonomamente dall'abitacolo ed è stata presa in cura dal personale del SUEM 118 di Bassano del Grappa e trasportata in ambulanza per i controlli del caso. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Castelfranco ha messo in sicurezza questa scena che vedete pericolosa del incidente, presenti i carabinieri. E attorno a mezzogiorno la centrale del SUEM di Treviso ha allertato invece il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per una donna che è ruzzolata per alcuni metri in una scarpata mentre insieme al marito percorreva il sentiero che dal santuario della Madonna del Covolo porta alla Madonna dei Tre Busi. Arrivati sul posto insieme al personale sanitario del SUEM di Crespano, i soccorritori si sono calati col medico dalla 73enne di Vigo d'Arzere, una padovana quindi, che si era fermata addosso a un albero ma fortunatamente non aveva riportato conseguenze. Dotata di casco e imbrago è stata sollevata lungo il pendio e dal sentiero accompagnata all'ambulanza, da dove poi si è allontanata autonomamente, ci riferiscono dal soccorso alpino, dopo un'ulteriore verifica naturalmente delle sue condizioni. E ora la storia di Danilo Furlanetto, che vi avevamo già raccontato a febbraio, che ha avuto un epilogo purtroppo tragico. Se n'è andato dopo una lunga malattia. L'uomo che era stato sfrattato insieme ai suoi 4 cani e a una gatta e viveva in auto pur di non separarsene. Mercoledì il funerale, sui social molti si offrono di dare una mano per prendersi cura dei suoi animali. Vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani, un po' di giardino sì, ma quello, cioè, se c'è il tetto e magari
che non escano in strada. Se n'è andato il giorno di Ferragosto Danilo Furlanetto, a soli 59 anni, vinto dalla malattia. Originario di Fiera, ma residente a San Biagio di Callalta, dove era conosciutissimo per la sua storia, tra salute precaria, assenza di una casa e per l'amore infinito che nutriva per i suoi animali, dai quali non si voleva mai separare. Dopo lo sfratto avvenuto a febbraio, Danilo e il fratello Luca avevano deciso di vivere con i loro 4 zampe nell'auto, una Ford Fiesta in cui hanno trascorso l'inverno. Danilo raccontava la sua storia sui social. I post sono diventati immediatamente virali, catturando l'attenzione della stampa del comune di San Biagio, che aveva trovato per loro una sistemazione. Era stato anche aiutato da molte persone, ma nelle ultime settimane la sua condizione di salute si era molto aggravata. Il suo ultimo post dell'11 agosto dice: "Mi stanno riassestando, mentre io credevo di stare per schiantarmi al capolinea, ero proprio messo male". Mercoledì i funerali, ma ora il pensiero va inevitabilmente a Eva, Viola, Blackie, Billy, Brick e Bianca, i suoi 4 zampe che da oggi veglieranno su quel loro amico speciale che avrebbe dato la vita per loro e che oggi invece devono cercare un nuovo padroncino. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. La politica adesso con le elezioni regionali, nel centrodestra rimane un rebus il nome del candidato alla presidenza col segretario della Lega trevigiana Coin, che oggi in diretta a Prima Edizione ha avvertito l'elettorato, dice potrebbe indispettirsi e non andare a votare. Attenzione a non sottovalutare l'affluenza alle urne, perché un elettorato che alla fine si indispettisce può davvero far emergere tutte le sorprese del caso. Alla fine è sempre l'elettore che decide, e se tu lo indisponi tra andarsene a fare un giro, magari se è una bella giornata da qualche parte, o andare a votare, magari ci pensa anche. Di indispettito c'è anche lui, il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin. Il tiramolla nel centrodestra non fa bene a nessuno, dice. Pensare di formalizzare a settembre il nome del candidato presidente alla regione è rischioso e poco funzionale per gli stessi candidati consiglieri. In diretta a Prima Edizione, Coin risponde così quando gli si chiede la data del prossimo tavolo dei leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Sono segretario provinciale di Treviso, che non è propriamente l'ultima provincia d'Italia, perché mi sembra che per molti anni sia stata la provincia più leghista d'Italia. Nelle ultime elezioni ci giocavamo e con il nostro grande disappunto Vicenza aveva qualche decimo di punto in più di noi. Non so nulla, non mi vergogno a dirlo, non so nulla e non credo neanche sia normale. Ecco, esatto, a questo volevo arrivare. Non è felice di non sapere nulla, mi pare di capire. Basta guardare l'espressione. Su Roberto Marcato, che annuncia una pausa di riflessione, lui il leghista mister preferenze alle ultime regionali, il segretario trevigiano taglia corto. Tutti possiamo fermarci. Anche Roberto Marcato? Ma tutti, anche mister preferenze? Ma non c'entra niente mister preferenze o non mister preferenze. In altre circostanze lo sono stati Franco Manzato, in altre ancora lo sono stati Federico Caner. Cioè ogni elezione ha il suo mister preferenze. Non è che questo sia un elemento divino che decreta che tu sei il migliore di tutti. Fa impressione soprattutto per quanto riguarda forze che hanno sempre decantato ragionamenti e temi come quelli dell'autonomia, vederli in attesa o comunque vincolati a decisioni che arrivino da un'altra parte fa sicuramente pensare anche non solo per quelli che sono gli equilibri interni, ma quelli che saranno eventualmente in futuro gli sviluppi per la politica regionale. Nel centro-sinistra tira tutt'altra aria. Il candidato Giovanni Manildo è già sul territorio a fare campagna elettorale, ma mettere tutti d'accordo non era scontato. Io ho visto negli anni scelte di candidati arrivati all'ultimo momento con difficoltà, magari anche con grandi mugugni da parte della coalizione o con coalizioni che si sono rotte. Questa volta assolutamente il percorso è lineare e tranquillo e ci dà grande soddisfazione. C'è infine l'incognita Vannacci, che in questa lunga estate calda del centrodestra se ne esce con provocazioni spiazzanti. Il problema è le modalità di espressione e i pensieri che esprime l'eurodeputato, che non mi appartengono e neanche rientrano nella vicinanza, diciamo, con i miei ragionamenti. Ha dimostrato chiaramente con la sua elezione al Parlamento europeo e con 500.000 di voti di preferenze scritte con il suo nome che la gente probabilmente del politicamente corretto sia abbastanza stancata.
Fin qui la politica, adesso parliamo del meteo che è cambiato in queste ultime ore, tra l'altro è notizia di poco fa di forti temporali con raffiche di vento che hanno abbattuto anche degli alberi tra Castelfranco e Fanzolo di Vedelago, siamo appunto nella Castellana trevigiana. Temporali e piogge che hanno interessato per prima la montagna bellunese in particolare nelle ultime nottate e ieri sera hanno provocato l'ennesima chiusura della statale 51 di Alemagna che è stata poi riaperta in mattinata. In serata era scattato il semaforo rosso con l'ANAS che aveva comunicato la chiusura per la notte all'altezza di Ponte Venco nel comune di San Vito di Cadore a seguito dell'innesco di una colata detritica che si è tuttavia fermata prima di raggiungere il nuovo argine realizzato a monte della strada. All'alba la riapertura. Il sistema di monitoraggio ha funzionato regolarmente attivando in automatico la chiusura della strada a tutela della sicurezza pubblica, ha puntualizzato Massimo Bortoluzzi che è consigliere delegato della Protezione Civile della provincia di Belluno. Ma gli strascichi del maltempo di luglio si fanno sentire anche nella Marca. A Fara di Soligo è ancora aperta la pratica per la documentazione dei danni, venti, le frane che si sono attivate dopo il maltempo del mese scorso. Dal primo cittadino Perencin la proposta di consentire ai sindaci di diventare commissari straordinari in caso di piccole e grandi emergenze. Ancora troppa burocrazia, denuncia il sindaco. Le frane attualmente che ho monitorate sono circa una ventina legate agli ultimi 2 eventi atmosferici e quindi la speranza è che appunto non succedano altri eventi particolari perché, ripeto, siamo veramente in una situazione di difficoltà in un sito comunque molto fragile. È un conto aperto quello che il sindaco di Fara di Soligo tiene degli smottamenti che si sono registrati solo con le 2 ondate di maltempo del mese scorso, 7 e 24 luglio, piogge che hanno provocato nuove ferite che ovviamente vanno sanate. Io ho fatto una stima più o meno su quello che possono essere la conta solamente delle frane nel patrimonio pubblico, quindi a strade, e è intorno ai 500, dai 500 agli 800 mila euro. Soldi che immagino il Comune non abbia in questo momento. No, assolutamente il Comune non ha, anche se fosse in minima parte o se fosse anche ridotta a 1/3 non sarà in grado comunque di affrontare una spesa di questo tipo, per cui insomma l'augurio e l'auspicio è quello che ci possano essere dei fondi dedicati anche ad emergenze di questo tipo e che si possa intervenire anche subito. Da qui la richiesta di prevedere anche a livello governativo ulteriori fondi per le piccole e grandi emergenze idrogeologiche dei territori, ma la questione non è solo e soltanto economica. Io addirittura direi di più, direi di nominare quando ci sono eventi decretati di questo tipo come calamità il sindaco, chi per esso, un commissario straordinario che possa fare ed intervenire subito. E un altro tema che va per le lunghe è purtroppo il tema della burocrazia. Pensiamo noi qui siamo in una zona comunque vincolata, se io devo aspettare di avere i pareri di tutti gli enti passano 6 mesi. Non posso aspettare e pensare che passino 6 mesi perché da una piccola frana in 6 mesi può diventare una grande frana e quindi un grosso problema. La situazione più critica in via Collagù in continuo aggiornamento. Proprio in questi giorni sono terminati anche i lavori da parte dei vigili del fuoco di messa in sicurezza della parete che si era staccata o comunque degli alberi che erano pericolanti sulla strada sottostante. Credo nelle prossime settimane di poterla già riaprire con una serie di lavori di sistemazione anche della strada stessa. Intanto resta l'appello ai residenti, quello di continuare a documentare i danni. La pratica è aperta e questo in attesa di risposte. Rispetto invece al rischio idraulico per le possibili esondazioni della Venale fa il punto degli interventi il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon che appunto puntualizza i temi della Castellana e delle aree della Marca che hanno avuto criticità per le bombe d'acqua sempre di luglio. Assieme al Genio Civile e al Consorzio di Bonifica a Castelfranco si è pianificato e si sta dando corso ad una progettualità che consentirà di limitare un po' oppure di governare le piene della Venale. Certo, io dico sempre che se capitano ancora 140 mm nell'arco di 3 ore a Castelfranco Veneto la situazione sarà difficile di dire che è messa in sicurezza. L'inizio
L'inizio dei lavori per la realizzazione del bacino di laminazione sul Monticano a Fontanelle offre l'occasione al sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon per fare il punto sugli interventi in corso nella città del Giorgione. Se il bacino di laminazione sul Muson dei Sassi tra Riese e Fonte ha contribuito a risolvere questo fronte di criticità idraulica, non altrettanto si può dire per l'Avenale, che l'anno scorso è esondato per ben 3 volte. Si stanno facendo degli interventi, afferma Marcon, che quantomeno danno più tempo per attivare le difese cosiddette passive, consentendo almeno di limitare i danni. Per attivare anche le difese dei cittadini propri, ricordo sempre che il primo volontario di protezione civile è il cittadino stesso, e quindi dando il tempo perché questo si organizzi si limitano i danni. In provincia di Treviso nel mese di luglio per le forti piogge ci sono state criticità soprattutto sul Meschio. E quando arriva la bomba d'acqua mette apprensione, mette in crisi un po' il sistema. Però ripeto, dei lavori sono stati fatti, alcune anche opere di manutenzione ordinaria che da tempo non si vedevano. Io colgo che i comuni le stanno mettendo in pista anche con ordinanze varie che impongono la pulizia dei canali di proprietà. La scomparsa di Pippo Baudo all'età di 89 anni lascia un vuoto anche nel Veneto, con cui aveva uno stretto rapporto, e nella Marca trevigiana. Abbiamo raccolto le testimonianze di cittadini che lo avevano incontrato e conosciuto. Non ha rinunciato al sabato sera e alla prima serata, nemmeno in punto di morte Pippo Baudo, l'uomo che ha inventato lo spettacolo televisivo scoprendo 1000 talenti e legato a Treviso in vari modi. Ha creato la televisione, l'ultimo della generazione della televisione vera di una volta. E lui era anche legato a Treviso, perché è stato qui a Treviso, ricordiamo, tanti anni fa, quando si faceva lo stage di danza. Lui ha presentato in piazza San Parisio quello spettacolo bellissimo di danza. Poi era legato al teatro comunale, io l'ho visto al teatro comunale quando c'era sua moglie Katia Ricciarelli, che qui era con un'opera al teatro comunale. A Sanremo, al Festival di Sanremo, perché c'è stato un periodo quando lui presentava che i ristoratori, il gruppo dei ristoratori trevigiani presieduti dallo scomparso Domenico Camerotto, facevano le cene di gala. E quindi gli passava Pippo Baudo, passavano cantanti, eccetera, eccetera. È quello che andava a scoprire giovani talenti. Quanti cantanti sono passati per Sanremo? Creati, trovati da lui. Ha solo avuto che non è riuscito con Fiorello, e poi le chiese scusa anche. Innumerevoli infatti i giovani ancora adolescenti lanciati da Baudo a Sanremo, dalla Pausini a Ramazzotti a Giorgia, ma anche Albano a 7 voci, e come non ricordare anche Lorella Cuccarini e Simona Ventura, showgirls letteralmente inventate da lui. Gran persona, è un grande personaggio, non solo per la televisione. No, ci è dispiaciuto molto, sì, ci è dispiaciuto molto, perché penso che tutti gli volevano bene, è una persona splendida. Io lo guardavo molto perché è simpatico, molto accogliente, educato, molto educato, sì, con tutti. Non ce ne sono più come lui. No, forse c'è qualcuno. Gerry Scotti sarebbe un personaggio molto accogliente con tutti. Oltre che educato, era molto gentile con tutti e insegnava la sua esperienza, la riportava anche ai giovani. Ha accompagnato sicuramente la mia adolescenza e una parte anche della mia vita da adulto con le trasmissioni che faceva. Chi è il suo erede? Me lo stavo chiedendo chi potrà essere il suo erede, ma non ho in mente nessuno. Io l'ho conosciuto da giovane, prima a Catania, prima che lui partisse per Roma. Il giorno precedente alla sua partita a Roma per fare il provino ci siamo incontrati a Catania e abbiamo passeggiato assieme, quindi lo conoscevo bene. Che persona era? Fantastico, che altro si può dire, fantastico veramente. Era molto intelligente, era avvocato e ha fatto proprio, diciamo così, la storia della televisione italiana. Il primo amore non si scorda mai, quando l'amore tuo si chiama Rai. E così Pippo Baudo. Allora, con la giornata di oggi naturalmente si conclude il fine settimana di Ferragosto, un Ferragosto da cartolina tra le Dolomiti bellunesi con alberghi e rifugi al completo
e operatori economici soddisfatti. A fare da contraltare al successo della stagione però restano le criticità della viabilità, in particolare appunto sulla Alemagna di cui abbiamo parlato poco fa e che è alle prese ormai da parecchio tempo con la frana di San Vito. Ferragosto con il tutto esaurito tra le Dolomiti Bellunesi, da Cortina al Comelico passando per il Cadore e Lagordino. Il flusso di visitatori è stato costante, favorito anche dal meteo stabile. Soddisfatti gli operatori del turismo e del commercio che parlano di una stagione in linea, se non superiore, alle attese. Ottimo, abbiamo il grande caldo è un nostro alleato, qui si vive bene. Dobbiamo fornire tutti quei supporti alla gente che viene in forma veramente eccezionale in questo momento, perché ci prepariamo per le Olimpiadi, che sarà il banco di prova. Io mi aspetto molto dalle Olimpiadi come ritorno di immagine del nostro territorio, che è uno dei più belli d'Italia. Ma accanto ai numeri da record rimane la questione viabilità. La frana di San Vito ha tenuto chiuso per 1 mese e mezzo la statale 51 di Alemagna e oggi la riapertura è condizionata. Il transito è regolato da un semaforo che scatta al superamento di soglie di pioggia per il rischio di movimento della colata detritica, come è accaduto martedì sera, sorprendendo gli automobilisti in viaggio per e dalla montagna, e si invoca un intervento risolutivo. Deve essere risolutivo, perché noi non possiamo pensare che ogni pioggia viene giù e si blocchi la strada. Dei geologi dicono che lì bisogna fare un viadotto, bisogna fare una galleria. Bene, facciamola. Vogliamo far vivere la montagna? Vogliamo che il turismo sia una leva potentissima per l'economia nazionale? Abbiamo bisogno di questo. Per gli operatori il pienone di Ferragosto conferma l'attrattività delle Dolomiti, ma il vero traguardo sarà rendere il territorio sempre più accessibile e sicuro in ogni stagione. Fine settimana che è coinciso anche con le celebrazioni di San Rocco, e allora nei paesi dove naturalmente è il santo patrono ci sono state messe e festeggiamenti. Queste immagini che ci ha mandato un telespettatore che ringraziamo si riferiscono a Resera di Tarzo, dove appunto si è celebrata la messa e poi si è proceduto con la festa in piazza, la lotteria e tutto quanto per celebrare il patrono San Rocco. E in questi giorni di vacanze vanno sempre ricordate le persone che operano naturalmente per garantirci serenità durante le ferie, tra questo il personale del servizio di urgenza ed emergenza degli ospedali, con il pronto intervento anche notturno degli elicotteri. Ma forse pochi sanno che questo servizio è stato istituito in via sperimentale dalla Regione meno di 40 anni fa. Faceva base all'ospedale al Lido di Venezia e copriva tutto il Veneto. Allora un'innovazione, soprattutto per garantire il pronto intervento nelle spiagge, oggi una normalità che salva migliaia di persone. E allora, con la consueta rubrica dedicata alla nostra storia, torniamo questa sera al 6 agosto del 1987 con il servizio dall'allora nascente redazione di Venezia. E questo elicottero Augusta, parcheggiato provvisoriamente su un prato dell'ospedale al mare al Lido di Venezia, il nuovo fiore all'occhiello delle strutture di pronto soccorso della provincia di Venezia, ma anche di quelle di Treviso e in parte di Rovigo. È arrivato stamane direttamente da Roma senza scali intermedi e per un mese, a partire da domani 8 agosto, in fase sperimentale, darà il via al nuovo servizio di elicottero ambulanza. Interverrà per casi di primaria importanza e necessità come incidenti della strada e sul lavoro o d'altro che comporti comunque un trasferimento rapido del ferito all'ospedale più vicino. Inoltre, come è stato più volte ribadito nell'incontro di presentazione stamane presso l'ospedale del Lido di Venezia, presenti il presidente della provincia di Venezia Orlando Minchio, il vicepresidente Stefano Petris e l'amministratore delegato della società Elitrans che cura il servizio, sarà possibile anche trasferire nel più breve tempo possibile un malato grave da un ospedale all'altro della nostra penisola. Ma quante persone assistono il malato nel corso di questo trasferimento? Lo abbiamo chiesto a Silvio De Giuseppe, pilota e capo missione del servizio di elicotteri per il soccorso di Venezia.
A bordo dell'elicottero viaggiano 3 persone più poi il paziente naturalmente, perché l'equipaggio è formato, l'equipaggio stand-by Alba Tramonto è formato dal pilota naturalmente, da un medico rianimatore e da un infermiere specializzato. Ecco, c'è bisogno per forza di un eliporto, di una superficie di atterraggio oppure no? Non c'è bisogno per forza di una superficie di atterraggio omologata, in quanto il soccorso va in deroga a circolari del Ministero dei Trasporti, dell'Aviazione Civile, e quindi l'elicottero come sua caratteristica può atterrare anche in brevissimi spazi, per cui è facilissimo attrezzare un ospedale per il soccorso e le ambulanze. Gli interventi dell'elicottero con la Croce Rossa saranno ovviamente gratuiti ed avverranno su chiamate ai tradizionali numeri del 113 della Polizia, il 112 dei Carabinieri o il numero dell'ACI, oppure con questo numero ora in sovraimpressione 041 76 8223, corrispondente alla centrale operativa dell'ospedale al mare. Le eliambulanze rimarranno in servizio attivo tutti i giorni fino all'8 settembre, dall'alba al tramonto. Per eventuali interventi notturni, tutto è subordinato al giudizio insindacabile del pilota dell'aeromobile. Vi ho accennato al maltempo che ha colpito nel pomeriggio la zona della Castellana tra Castelfranco e Bedelago. Dal profilo Facebook di Sei di Castelfranco Se vediamo un'immagine che è stata postata poco fa, un albero che interrompe la statale 53 tra Salvatronda e Bedelago, ma danni ci sono stati anche a un distributore di benzina, la copertura di un distributore di benzina sotto il quale si erano riparate diverse autovetture dal violento temporale. 10 minuti, scrivono i castellani, davvero molto brutti. Sono stati anche diversi blackout, uno ha colpito il semaforo dietro la chiesa di San Floriano, semaforo che regola un sottopasso a un'unica corsia, quindi grande attenzione. Purtroppo il temporale si è abbattuto in quella fascia di territorio in maniera a quanto pare molto violenta. Noi terminiamo qui con questa notizia, vi ringraziamo come sempre per essere stati con noi, tra poco ci sono proprio le previsioni del tempo e allora vi auguro una buona serata, arrivederci.